Michelangelo Sardo, si parla da sé, solo a leggere le mostre che ha fatto a Parigi c'è da rimanere sino a stasera. Vorrei, eccolo qui, un bel applauso a Michelangelo che ci dirà perché qui. Intanto perché è un bell'ambiente, sono belle iniziative, finalmente a Cagliari si vedono fotografie, si vedono fotografi, si vede fotografia di un livello che molto sinceramente si fatica a vedere nelle gallerie d'Europa. Ne giro tante, ne giro delle più importanti, però qui a Cagliari c'è un fermento che secondo me meriterebbe una esposizione davvero più ampia, un'esposizione migliore. E stiamo lavorando anche su questo, speriamo per i prossimi anni di avere un pubblico anche da fuori dalla Sardegna. Stiamo lavorando significa che Michelangelo è direttore, imperatore di una grande scuola di fotografia, vero? Una scuola di fotografia che si impegna a formare professionisti, artisti con corsi annuali, quindi di un certo impegno, con una grande responsabilità di mettere al lavoro ogni anno diverse persone. Una scuola di un certo livello, insomma, anche sia a livello tecnico sia a livello artistico, perché la fotografia è arte in primo luogo, prima ancora che documento. Perfetto, volevo chiedere una cosa, è difficile, penso, dover decidere un vincitore, perché ogni fotografia è espressione dei sentimenti, delle emozioni che ha provato un fotografo. Vi baserete esclusivamente da un punto di vista tecnico o che cosa? No, c'è uno scalino prima a monte da superare, il fatto che io per fortuna, purtroppo per certi punti di vista conosco diverse delle persone, quindi devo fare prima un lavoro di allontanamento, ecco, perché devo essere più imparziale possibile e garantisco alle persone che sono qua presenti, soprattutto quelle che mi conoscono, sanno benissimo quanto sia integerrimo e imparziale da questo punto di vista, e lo farò. Si faranno anche una ragione se poi non saranno fra le prescelte, ovviamente. Però diciamo, dopo questo scalino sì, dobbiamo valutare innanzitutto il messaggio che arriva, perché la fotografia è vero che è tecnica come qualunque espressione artistica. Io faccio un esempio: se uno vuole suonare la chitarra, se prima non impara la tecnica poco conta che abbia cose da dire, non arrivano perché non ha la tecnica e non le si esprime. In fotografia è la stessa cosa. Questa era per me. E la tecnica è importante, non lo sapevo, ma chiedo. Però al di là di questo, ovviamente la tecnica non è tutto, la tecnica non può sostituire il messaggio, quindi prima di tutto dobbiamo valutare quello che arriva, se ci sono cose forti, cose importanti che ci toccano da vicino, se ci toccano. Già ha funzionato, anche se la tecnica può essere carente. In seconda battuta, in ogni caso, valuteremo anche l'aspetto tecnico. Perfetto, questo dimostra ancora una volta che quando c'è un concorso alla ruota della fortuna e c'è una giuria e c'è un vincitore, non è che si fa una proclamazione per simpatia, ma ci sono delle cose serie e rigorose che vengono, non a caso vengono scelti dei giudici così importanti. Grazie a Michelangelo Sardo, un altro applauso. Ora Letizia che ci parlerà di sé come vuole anche attraverso le sue poesie.